territorio molto bello, quello che si vive a Castel San Pietro Terme, l'agriturismo Molino Nuovo, una struttura molto bella, ma che cosa avete realizzato esattamente e qual era la vostra idea principale che poi avete realizzato? Va bene, noi abbiamo trovato questo bel posto 4 anni fa e lo abbiamo ristrutturato. Abbiamo lavorato tanto in economia, ma abbiamo arrivato a finire 9 appartamenti, un ristorante e adesso ancora stiamo lavorando nella piscina, che speriamo che quest'anno sia finita. Arrivano anche tante persone dall'estero che vengono a stare tranquilli, avere la natura alla mano, a mangiare e avere buon vino. Tranquillamente può fare passeggiate, può stare in contatto con gli animali, può fare mountain bike, può fare enduro con le moto. Per quello c'è una gamma molto amplia. 9 appartamenti. Questi appartamenti ci sono alcuni più grandi, alcuni più piccoli, in genere sono molto ampi. Abbiamo alcuni con la cucina, il salotto e alcuni hanno una stanza da letto e altri hanno 2 stanze da letto. Pertanto una famiglia tranquillamente può stare una settimana come a casa sua. Noi abbiamo gli appartamenti, abbiamo anche le strutture per fare colazione e separatamente abbiamo il ristorante, così che ci sono tutte le possibilità e combinazioni possibili per stare qui. Noi ovviamente abbiamo l'orto, dove facciamo una quantità importante di vegetali per il consumo interno. Dopo abbiamo l'attività principale, sono un allevamento di quaglie, dove lo facciamo principalmente per le uova, che anche utilizziamo nel nostro menù tutti i giorni. E con Cristina Correa abbiamo un menù che rappresenta perfettamente il territorio. All'interno dell'agriturismo abbiamo creato un punto ristoro per esaltare i sapori della terra dell'Emilia Romagna. Come potete sentire, non sono originaria dall'Emilia, però ho imparato i prodotti, a cucinare i prodotti tipici e abbiamo deciso di offrire anche questo ai nostri ospiti. E Cristina, questo tuo amore per il territorio poi è stato tradotto in quella che è la cucina tipica. Offriamo i prodotti tipici di questa regione, del nostro territorio di Castel San Pietro Terme. Offriamo chiaramente come antipasti o anche come piatto principale, per chi non vuole esagerare, le crescentine, che sono una specie di gnocco fritto, che noi lo serviamo con i salumi, sempre qua del nostro territorio, con un formaggio fresco che si produce anche qua a Castel San Pietro Terme. Che si chiama? Squacquerone. E poi facciamo tutta la pasta, tutti i primi li facciamo qua, le faccio io a mano. Facciamo le tagliatelle, ovviamente al ragù bolognese, facciamo gli strozzapreti, facciamo i tortelloni e la nostra specialità che è la carne alla brace. La nostra attività agricola principale è l'allevamento di quaglie, quindi la nostra produzione è di uova di quaglia e prodotti di carne di quaglia e le uova, chiaramente. Anche i dolci e la pasta si fanno sia con le uova di galline nostre che con le uova di quaglia di nostra produzione. Le uova di quaglia purtroppo non si conosce tutti i benefici che porta e si usano solo per piatti creativi.
è un prodotto molto molto sano, ha tantissime vitamine, molto di più delle uova di galline, non hanno colesterolo, che è importantissimo per una dieta delle persone o dei bambini o delle persone anziane o persone che hanno problemi di colesterolo. Le uova di quaglia sono molto sane perché non possono prendere la salmonella. Venite perché, diresti? Perché è un prodotto autentico, lo facciamo tutto qui con tanto tanto amore. Abbiamo una bella collezione di animali, abbiamo 5 cavalli, dei quali uno è un pony, si chiama Pippo, è molto simpatico. E dopo abbiamo conigli e gatti in giro dappertutto sempre. Abbiamo qualche capra e qualche pecora. Noi abbiamo la possibilità di organizzare corsi di approccio con gli animali per i bambini, come gestire i cavalli per esempio, anche possiamo fare corsi di come fare la pasta. Se uno viene qua può trovare fondamentalmente la tranquillità, il contatto con la naturalezza e gente che le può aiutare a fare altri divertimenti fuori del normale.